Amici di Calcio Padova TV, ben ritrovati dallo stadio Appiani di via Carducci, dal gioiello del calcio padovano. È l'11ª giornata di ritorno nel campionato Berretti. Si sfidano nel derby Padova e Venezia per quello che è un antipasto della sfida che andrà in scena fra 2 giorni allo stadio Euganeo alle 20:45 per il campionato di Lega Pro. È un derby molto sentito anche nella categoria Berretti, con il Padova che vuole vendicare la sconfitta del 4-1 subita all'andata. È un Padova che sicuramente è migliorato rispetto alla gara d'andata, ma non è ancora, almeno così dice la classifica, ai livelli della Venezia, visto che i lagunari hanno 13 punti in più rispetto ai biancoscudati. Ma prima comunque di entrare in cronaca diretta, prima anche di approfondire quello che è stato fino a questo momento il cammino biancoscudato e del Venezia nel campionato Berretti, andiamo a leggere le formazioni partendo dai padroni di casa biancoscudati, quest'oggi in maglia rossa, che schierano in porta Asperg, poi con il numero 2 Colacicco, 3 Parmegian, 4 Boscolo, 5 Salvatore, 6 Scevola, il capitano, 7 Cagliari, 8 Barzon, 9 Zulian, 10 Salata, 11 Nodim. Risponde il Venezia con il portiere Camerlengo, poi Fiore, Tocchi, Serena, Passarelli, Cicagna, Mortati, Piovesan, Cardarelli, Strecche e Tagliapietra. Andremo poi a leggere quelle che saranno le panchine, ma intanto è tutto pronto per il fischio d'inizio dell'arbitro, che è il signor Giandoso di Rovigo, assistito da Rossini e Redovante di Padova. Allenatore biancoscudato, come sapete, è Matteo Barella. Quello del Venezia invece è una conoscenza del calcio padovano come Andrea Turato. Una curiosità, proprio Andrea Turato è stato un ex compagno di squadra di Edoardo Bonetto nel Cittadella, e ce l'ha proprio rivelato lo stesso vicepresidente biancoscudato che abbiamo incontrato prima qui all'Appiani. La proprietà del Padova è sempre presente quando giocano le giovanili biancoscudate. Entriamo però subito in cronaca diretta con il primo attacco del Venezia. Il Venezia, ricordiamoli, maglia bianca, quella che sarebbe storicamente la prima maglia del Padova, biancoscudati che rispondono con la maglia rossa. Si gioca adesso sulla destra, recupera bene palla Barzona, il servizio per Salata, poi all'indietro per Parmegiano. Vedremo anche quale sarà la disposizione tattica delle due squadre. Ancora il lancio lungo per Zulian, che ha spazio sulla sinistra, va a chiudere però Cicagna con un fallo secondo l'arbitro, fallo di Zulian, e quindi calcio di punizione per il Venezia. Il Padova sembra schierarsi con il modulo delle ultime uscite, con una difesa 3 con Scevola che funge da centrale della difesa, e ai suoi lati Boscolo e Salvatore. Ricordiamo che il Padova deve fare a meno di 2 pedine molto importanti, quali Bertaso squalificato, che deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata 3 settimane fa, e anche Cisco che è il capocannoniere biancoscudato. Adesso non si offenderà nessuno se lo definiamo anche forse il giocatore con maggior talento della Berretti. Cisco appunto per questo è aggregato alla prima squadra, anche perché Oscar Brevi, in vista della posticipo di lunedì, ha problemi in attacco con Neto Pereira infortunato e Alfageme squalificato, quindi Cisco andrà sicuramente in panchina contro il Venezia. Chissà che non ci sia per lui l'occasione anche di esordire in campionato, dopo che l'ha già fatto in Coppa Italia, segnando tra l'altro con il Bassano. Cisco che ha giocato in Coppa Italia anche contro il Venezia all'andata all'Euganeo. Rinvio lungo di Asperg, non ci arrivano Dim, quindi può ripartire il Venezia velocissimo sulla sinistra, ma c'è l'ottima chiusura di Colacicco, forse subisce fallo, così Serena con un fallo. A proposito di Serena, proprio in tribuna abbiamo visto prima che c'è Michele Serena, ex tecnico biancoscudato e attuale allenatore della Feralpi Salò, che proprio alla prima squadra biancoscudata ha dato un dispiacere la settimana scorsa con la vittoria per 2-1 in Rival Garda. Rimessa laterale adesso per il Venezia. Andiamo anche a vedere qual è la disposizione tattica degli uomini di Turato, che attualmente sono al 4° posto in classifica e si giocano l'accesso alla fase finale del campionato Berretti, quindi
livello di classifica sicuramente questa partita vale tantissimo per i lagunari. I biancoscurati, diciamo così, non giocano per la classifica, giocano comunque per l'onore, ma anche per confermare i progressi messi in campo in questo girone di ritorno. Un Padova che dopo un avvio stentato ha sicuramente cambiato marcia nel girone di ritorno, magari se non fosse stato per qualche battuta d'arresto inaspettata adesso si potrebbe anche giocare le prime posizioni, ma è comunque positivo il cammino di crescita dei ragazzi di Barella. Cagliari adesso all'indietro proprio per Scevola, che come ha già fatto in passato agisce quindi diciamo da libero invece che da mediano. L'unica punta centrale è Zulian, che è assistito da Salata. Adesso manovra il Venezia con Pastorelli dietro per il portiere, poi c'è spazio per avanzare per Cicagna, largo per Serena che subisce fallo, calcio di punizione, sempre 0-0 dopo 4 minuti tra Padova e Venezia Berreti. Salata adesso prova a pressare anche Nodim, Venezia però riesce a disimpegnarsi bene, adesso può distendersi il contropiede con il lancio lungo per Tagliapeta, attenzione Tagliapeta che può entrare in area di rigore, forse si allarga un po' troppo, è costretto ad arretrare, poi il passaggio all'indietro per Fiore che però crossa dove non c'è nessuno, sfuma questa azione pericolosa per il Venezia che però riesce a restare in possesso di palla. Buono l'anticipo adesso di Colacicco, ma ancora il Venezia con Cicagna, rimessa laterale proprio per i lagunari. Può avanzare adesso sulla destra Fiore, il servizio ma non si intende con Cardarelli, sfuma quindi questa azione della Venezia. È ripartito subito il Padova con Cagliari, cerca il lancio lungo per favorire la corsa di Colacicco che però parte da posizione abbastanza arretrata, non ha problemi Tocchi a fermarlo, però poi però Cagliari a stoppare la ripartenza del Venezia che deve accontentarsi quindi di una rimessa laterale. Scevola forse trattenuto, fa giocare l'arbitro così riesce a inserirsi dalla parte opposta il Venezia. Buono questo colpo di tacco proprio per favorire Serena, fermato in calcio d'angolo. Arrivano i primi applausi per il Venezia, come diciamo è quarto in classifica, 13 punti più del Padova. Attenzione a questo cross, il colpo di testa di Tallapietra, palla finisce non lontanissima dalla porta difesa da Aspe. Forse questa è la prima azione diciamo così pericolosa del match. C'è Asperg in porta per il Padova, classe 2000. Ancora infortunato Jacob, il portiere tesserato a gennaio, portiere rumeno del 97. Fortunato a una mano. Di sicuro hanno dato un grosso aiuto al Padova agli arrivi di gennaio, come abbiamo detto Jacob, come lo stesso Boscolo, un altro giovane del 2000, ex Torino, come lo stesso Bertaso arrivato dal Vicenza, che però come ricordiamo è squalificato. Lancio lungo a cercare Zulian, messo a terra, calcio di punizione per il Padova. C'è Cagliari sul punto di battuta mentre si allarga sulla sinistra Parmegian, che fa il quinto diciamo di centrocampo, esterno tutta fascia sulla sinistra. Viene proprio cercato e servito in questo momento Parmegian, che riesce a metterla giù e puntare anche l'uomo. Però Fiore a rientrare, recuperare palla e guadagnare anche la rimessa laterale. Il gioco su questa fascia ci dà anche modo di ammirare per quel che si può il nuovo Stadio Appiani, nuovo poi fino a un certo punto, insomma ormai da un anno e mezzo che è stato inaugurato dopo i lavori di ristrutturazione sponsorizzati da Birra Antoniana e da Sunglass, l'azienda del presidente biancoscudato Bergamini. Attenzione adesso a Venezia, molto spazio sulla sinistra, il cross però non trova nessuno, non riesce a intervenire nemmeno Asper, che il Venezia riesce a mantenere il pallone. Attenzione a Piovesan che prova l'1 contro 1, deve però ricominciare con il cross di Cardarelli, poi c'è questo tiro, non impatta bene il pallone Mortati, sfera termina fuori quindi nulla di fatto, però è ancora il Venezia a creare delle azioni offensive
po' più convincenti, un Padova che per il momento si difende con ordine ma senza riuscire a pungere. C'è lungo di Asperg, Zulian riesce a spizzarla ma non a servire Salata e quindi riparte il Venezia con Camerlengo. Sulla destra c'è Fiore, pressato da Barzon e riesce a recuperare palla al Padova con Salata che poi va al tiro, cerca subito la conclusione dai 25 metri, troppo alta però. Primo tiro verso la porta però anche per il Padova, anche se non è riuscito a impensierire Camerlengo. Adesso però sembra aver alzato un pochino il baricentro di gioco la formazione di Barrella. Anche se il Venezia fa circolare palla senza problemi in questo momento nella propria tre quarti campo e cerca ancora le verticalizzazioni veloci. Adesso Piovesan, su di lui però ci sono 3 biancoscudati che lo fermano ma non riesce a tenere palla il Padova e quindi ancora il Venezia a ripartire da Camerlengo. C'è Fiore largo sulla destra, Camerlengo preferisce andare per vie centrali, eccolo Fiore in questo momento per Tagliapietra, buono lo scambio, capisce tutto però Cagliari che recupera, poi Barzon, c'è un fallo su di lui e quindi calcio di punizione per il Padova. Cagliari subito all'indietro per Scevola e poi Boscolo, anzi Salvatore. Cerca il lancio lungo ancora per Zulian, buona la sponda di testa dove c'è Colacico, si allarga Nodim, Colacico però perde palla, resta anche a terra, lamenta aver subito un fallo ma è tutto regolare per l'arbitro, quindi Venezia può ripartire ma preferisce mettere la palla fuori per permettere a Colacico di riprendersi. Non sembra nulla di preoccupante, comunque infortunio occorso al numero 2 biancoscudato che si è già rialzato, non c'è nemmeno bisogno dell'ingresso dei sanitari e quindi giustamente Nodim restituisce palla al Venezia che adesso può ripartire ancora da dietro in quello che in questi primi 11 minuti è il copione della partita. Venezia che fa gioco, Padova che cerca di colpire di rimessa trovando anche le giuste misure dalla metà campo in su. Come abbiamo già detto manca Cisco che era giocatore in grado di garantire quegli strappi offensivi, creare la superiorità numerica al Padova per poi permettere ai biancoscudati di essere pericolosi. Comunque il Padova che ha diverse frecce al proprio arco e ha già vinto alcune partite anche senza i suoi, diciamo così, big. Questa è la terzultima giornata di campionato. Padova infatti giocherà poi a Sassuolo il sabato di Pasqua. Giocherà in casa, scusate, con il Sassuolo il sabato di Pasqua. E poi concluderà il proprio campionato il 22 aprile a Sant'Arcangelo. Attenzione adesso però al Venezia, c'è questo cross ancora una volta che attraversa tutto lo specchio dell'area di rigore, il Padova riesce a spazzare. C'è un fallo di mano e quindi il Padova guadagna calcio di punizione, può respirare e magari provare a imbastire un'azione di gioco. Parmegiani indietro dove c'è Boscolo che si affida ad Asperg, il lancio lungo e poi ancora Boscolo di testa indietro al portiere ma c'è fuori gioco e quindi si ripartirà con un calcio di punizione già battuto dal Padova. Scevola, poi bravo Cagliari a disimpegnarsi a far salire Colacico che ha spazio, è salito anche Scevola che serve Nodim. Fallo di mano, qua anche un po' sfortunato il numero 11 è biancoscudato, dopo il controllo la palla gli rimbalza sulla mano. Va bene comunque l'arbitro a fischiare, interrompere l'azione, è già ripartito adesso il Venezia. Ancora sulla sinistra, deve ricominciare però all'indietro da Cicagna e adesso Mortati.
si fa vedere ma non viene servito Streck, il Padova recupera palla ma non riesce ancora a tenerla. Adesso Serena prova a spingere, lo fa bene sulla sinistra, ne salta 3 praticamente, poi è bravissimo Colacicco a fermarlo, ad evitare anche il calcio d'angolo e a tenere il pallone e lanciarla avanti ancora verso Zulian, che da solo deve combattere contro 3 difensori del Venezia. Bravissimo qua Scevola a recuperare palla, poi vuole servire l'inserimento di Barzon, una scelta un po' complicata, infatti non è preciso il suo lancio, recupera la difesa. Ancora Venezia in avanti. Buono questo servizio per Fiore che ha spazio sulla destra, poi però vuole affrettare un po' troppo la giocata, ha cercato il cross in mezzo. Fa buona guardia alla difesa del Padova. Una Venezia che sta attaccando in forze per cercare di sbloccare subito la gara. Messa laterale per il Padova con Parmegian verso Zulian, poi Cagliari all'indietro verso Scevola, che va ancora verso Asperg. Lancio lungo adesso dove c'è ancora Zulian, che non ci arriva. Guadagna comunque una rimessa laterale il Padova con Nodim, che lascia la battuta a Colacicco. Colacicco cerca un compagno libero, lo trova in Zulian, poi Salata, ma un Padova che non riesce in questo momento a creare le premesse per un'azione pericolosa, quantomeno tiene la palla e la fa anche girare bene con Parmigiano sulla sinistra verso Barzon, che prova a far proseguire per Cagliari, ma il servizio è impreciso, quindi ancora Venezia. Piovesana riesce a resistere anche a 3 falli, il quarto no, deriva anche un calcio sulla testa assolutamente involontario da parte di Boscolo. Resta a terra però Piovesan, colpito anche alla testa. C'è qualche protesta da parte dei biancoscudati. Fallo comunque è stato netto, forse proteste per giocate precedenti. Nel caso calcio punizione per il Venezia si rialza Piovesan. 16° minuto, sempre 0-0 tra Padova e Venezia. Batte corto il calcio di punizione la formazione di Turato. Buono questo anticipo di Nodin, che però spedisce la palla direttamente in fallo laterale. Venezia che è tornato quest'anno a disputare il campionato Berretti, l'anno scorso, come ricordiamo, era in Serie D, ha vinto il campionato. Attenzione adesso però al Padova che recupera palla, ma non si intendono Salata e Zulian, poi Nodim non riesce a sradicarla dai piedi dei giocatori del Venezia. Buona questa giocata di Salata, che si prende anche gli applausi della Piani, poi Barzon avanza sulla sinistra, sono 2 però su di lui, è bravo, va a servire Cagliari che gliela ridà molto bene, ottima prestazione del Padova, il cross di Barzon per Zulian che però non riesce a intervenire in spaccata. Prima però ottima azione del Padova, ottima combinazione tra Barzon e Cagliari. Poi Zulian non è riuscito ad arrivarci, ma comunque Padova che sta crescendo in questa partita, guadagna adesso questa una rimessa laterale. Rimessa laterale per Parmegian che trova Cagliari, difende il pallone, poi lo serve a Salata, sventaglia verso Zulian che fa proseguire intelligentemente per Nodim, che adesso ha spazio sulla destra, si sovrappone Colacicco, servito in questo momento, può andare a cross, ancora un'ottima azione del Padova, attenzione a Barzon che ha lo spazio, vince un contrasto, poi non riesce a metterlo in mezzo, ma ancora Salata e non ce la fa. Che occasione però per il Padova, qua è stato anche sfortunato nei contrasti, la formazione biancoscudata, si accendono un pochino gli animi, qua fa bene l'arbitro Giandoso a placare la rabbia di Piovesan. Mentre
Ci eravamo dimenticati di dare lettura delle panchine poi presi dalla diretta. Adesso lo facciamo con il Padova che schiera in porta il secondo come secondo portiere in panchina, il giovanissimo Burignana, classe 2001, poi con il numero 13 Zanon, 14 Pertile, 15 Pasquali, 16 Ponza, 17 Duro, 18 Telesi. Seconda questione del Venezia, poi andremo a leggere anche la panchina arancio-nero-verde. Il tiro di prima intenzione di Streche, da dimenticare, palla che termina sul fondo, sarà rimessa per Asperg. E leggiamo adesso anche la panchina del Venezia col secondo portiere numero 12 Colonna, 13 Leone, 14 Faggian, 15 Santinon, 16 Secco, 17 Catel, 18 Dordit. Andare lungo Asperg, sempre 0-0 tra Padova e Venezia, 19esimo minuto. Zulian viene anticipato, quindi adesso il Venezia con Serena lungo verso Boscolo, che rinvia poi il colpo di testa di Cicagna e quindi Colacicco verso Zulian. Non è fallo però per l'arbitro e quindi recupera il Venezia. Va in pressing Salata. Il Venezia quindi sceglie di andare all'indietro da Camerlengo, poi ancora Barzon molto bene. Adesso il Padova cerca di non far uscire il Venezia dalla propria tre quarti campo e riesce però con il giro palla la formazione lagunare ad avanzare. Bravo però Nodim in questo caso. Adesso sembra che stia prendendo bene le misure del campo il Padova, dopo un avvio in cui ha subito l'avanzata del Venezia, ma adesso ancora la formazione di Turato a venire in avanti. C'è Fiore, poi Scevola prova l'anticipo, non commette fallo secondo l'arbitro, e poi Serena combatte, fase un po' confusa. Alla fine il fallo è di Zulian su Cicagna e quindi calcio di punizione già battuto dal Venezia. Streche non riesce ad andare in avanti, ancora Streche, fa girare dove c'è Cicagna. Adesso un po' di libertà il Venezia, passaggio ancora verso Streche, in anticipo però Parmegian che la difende bene, guadagna la rimessa dal fondo. Notiamo che a livello d'età il Venezia schiera un 11 composto quasi esclusivamente da 99, l'unico 2000 è Streche. Un pochino più giovane il Padova, anzi forse come media siamo lì, perché il Padova ha sì 2 che sono Asperg e Boscolo, ma allo stesso tempo c'è anche 2,98, anzi un solo 98 come Scevola, quindi sì, forse è un pochino più giovane il Padova, che poi in panchina c'è anche un 2001 come Burignana, 2000 come Duru e Telesi. Telesi tra i protagonisti dell'Under 17, che ha vinto a casa della Reggiana la settimana scorsa, riguadagnando la vetta della classifica e squalificandosi anche alla fase finale. Fino a questo momento davvero ottimo il cammino delle giovanili biancoscudate, delle formazioni nazionali. Quindi se la Berretti concluderà probabilmente il campionato a metà classifica, Under 15 e Under 17, oltre forse a vincere i propri gironi, l'Under 15 è già matematico, Under 17 in questo momento in testa quando mancano 2 partite alla fine, quindi parteciperanno entrambe con grandi aspettative alle fasi finali che assegneranno lo scudetto di categoria contro le altre formazioni di Lega Pro. Calcio di punizione adesso per il Venezia, la partita si mantiene su buoni ritmi anche se siamo ormai a metà del primo tempo, sono poche le azioni da segnalare, azioni veramente degne di nota. Seguiamo adesso però questo calcio di punizione per il Venezia, sono in 2 sul pallone, Streche e Mortati, il primo con il sinistro, il secondo con il destro. Sono in 4
veneziani in area di rigore, va con il sinistro, riesce a respingere Cagliari. Poi il Venezia perde palla, vediamo se può scatenarsi contro il piede biancoscudato, bravo Barzon a tenerla, a servire in mezzo Scevola, molto intelligente qua Barzon che non si è fatto ingolosire dal lancio lungo verso Zulian che probabilmente era in fuorigioco, ha preferito tenere palla. E quindi adesso Cagliari allarga bene per Nodim che si affida all'indietro per Salata, resiste a un contrasto Salata, limite dell'area di rigore, poi vuole un dribbling, perde palla ma la recupera Barzon. Con la Cicco però era in fuorigioco, piccola ingenuità qua del Padova, sfuma questa azione biancoscudata e quindi si riprenderà con un calcio di punizione per il Venezia. Dicevamo un Venezia che è al primo anno di Berretti, diciamo, di questo nuovo corso targato Tacopina, che ha visto la promozione l'anno scorso dalla Serie D e comunque insomma già un ottimo risultato, il quarto posto per essere il primo anno di Berretti. E 13 punti più del Padova, Venezia ne ha 39, il Padova ne ha 26. Anche se nell'ultimo periodo diciamo che il cammino delle due squadre è stato speculare. Attenzione però adesso ancora la Venezia, recupera però palla Salvatore, la dà Scevola che qua rischia, perde il pallone, interviene però Cagliari che non la tiene in campo, quindi la rimessa laterale per il Venezia. Qua si è un po' complicata la vita la formazione biancoscudata. Rimessa laterale già battuta dal Venezia. Bravo Cagliari nel pressing, anche Zuliano a intervenire. La rimessa laterale però è per il Venezia. Fiore prova una via di mezzo tra un tiro e un cross. Il pallone va docilmente tra le braccia di Asperg, Salata, scusate, Scevola, che qua rischia un po' per Colacico, poi preferisce andare lungo Salvatore. Ma c'è un fallo a danno di giocatore del Venezia, quindi ancora calcio di punizione per gli arancio-nero-verdi. Dicevamo che nell'ultimo periodo diciamo, il cammino di Padova e Venezia a livello di risultati, diciamo così, si è un po' equivalso. Insomma, il Venezia è reduce da una vittoria in casa del Modena, ma anche da 3 sconfitte. Poi al termine di questa azione magari andremo ad approfondire anche il calendario. Fuori gioco, quindi riparte il Padova, diciamo Venezia reduce dalla vittoria contro il Modena, però nelle ultime 6 partite ha raccolto 3 pareggi, 3 sconfitte scusate, e 2 sole vittorie. Attenzione adesso Zuliano, non c'è fallo per l'arbitro, ma viene chiuso da Fiore. Adesso la rimessa laterale per il Padova, mentre ancora a terra un giocatore del Venezia. È caduto anche in maniera un po' non normale, diciamo così, quindi a terra non sembra comunque nulla di grave per Pastorelli, che si rialza e quindi si ripartirà da una rimessa laterale per il Padova. Zulian tiene palla, c'è Cagliari, prova il cross con il destro, era un pallone anche interessante ma non ci hanno creduto molto i giocatori biancoscudati, quindi nulla di fatto. Attenzione adesso che il Venezia è ripartito forte. Scevola prova il pressing, si allontana anche da quella che dovrebbe essere la sua zona di competenza. Comunque sembra avere almeno in questa partita Scevola la licenza anche di agire da regista, staccandosi dai 3 dietro, con una difesa che a quel punto passerebbe a 2 soli centrali e 2 esterni. Adesso la rimessa laterale ancora per il Venezia, che preme ma non riesce a scardinare la retroguardia biancoscudata. Rimessa laterale per il Venezia, provano lo scambio corto ma capisce tutto Colacico. Poi ancora
una rimessa. Venezia resta in zona d'attacco sul settore di sinistra. Ancora Serena indietro dove c'è Streche e poi Fiore, anzi no, scusate, Pastorelli. Buono questo 1-2 per favorire l'inserimento di Piovesan. Capisce tutto però Cagliari, sembra l'uomo ovunque in mezzo al campo per il Padova. Interviene anche con il destro a sporcare il pallone. La rimessa laterale per il Venezia che l'ha già battuta. Fallo su Streghe, quindi ancora calcio di punizione quando siamo giunti al 29esimo minuto di gioco, sempre 0-0 tra Padova e Venezia Berretti. 11ª giornata di ritorno del campionato. È un derby molto sentito anche a livello Berretti. Il Padova vuole assolutamente vendicare la sconfitta dell'andata e per il momento sta comunque giocando una buona partita. Barzon lungo per Zulian che difende il pallone, poi serve molto bene di tacco Salata. Vediamo se il Padova riesce a concretizzare questo contropiede. Ottimo il pallone di Salata per Zulian che poi tira sull'uscita del portiere. È bravo Camerlengo a recuperare la sfera, ma questa è la prima vera grande occasione del Padova alla mezz'ora del primo tempo. E quindi da segnalare questa occasione per il Padova al 30esimo con Zulian. Ottimo questo scambio tra Zulian e Salata. Forse poteva anche provare il centravanti biancoscudato a scartare il portiere, preferito calciare, ma Camerlengo è stato bravo a chiudere lo specchio della porta. Questa però, oltre ad essere l'azione più pericolosa del Padova, forse anche fino a questo momento l'azione più pericolosa della partita, perché il Venezia ha avuto qualche fiammata nei primi minuti, ma ultimamente sta faticando abbastanza a rendersi pericolosa dalle parti di Asperg. Stavamo proprio quasi per fare una gufata perché c'era Mortali tutto solo, ma per fortuna il pallone era un po' troppo lungo. Asperg è uscito, adesso pasticcia un pochino la difesa biancoscudata e quindi la rimessa laterale è per il Venezia. C'è l'uscita di Asperg, un Venezia un pochino confuso in questo momento. Poi Cagliari adesso vuole giocarla, si affida all'indietro a Boscolo. Il suo lancio però è ribattuto dal Venezia. Messa laterale per Parmegian. Scevola, prova al volo a servire Fiore. Buono il recupero di Salata con la Veronica anche di Cagliari che sta giocando un'ottima partita. Allarga sulla destra per Colacicco. Il lancio lungo per Barzon che fa proseguire Scevola, ci fa vedere Salata, Scevola lo serve in questo momento, Salata entra in area di rigore, deve defilarsi, va all'1 contro 1 con il destro, prova a metterla dentro verso Barzon, deve rinviare la difesa del Venezia, poi probabilmente c'è un fallo su Boscolo, è così, calcio di punizione per il Padova, è caduto anche male di schiena a Boscolo. Infatti dagli spalti della Piani chiedono l'ammonizione per Cardarelli, ma ci sembra comunque giusta la decisione dell'arbitro di fiscare il fallo ma non ammonire il centravanti del Venezia, mentre ci sembra che il Padova abbia cambiato un po' la propria disposizione tattica avanzando Scevola a centrocampo. Adesso poi saremo più precisi nei prossimi minuti, però ci sembra che Scevola abbia un pochino avanzato il proprio raggio d'azione, lasciando quindi come due centrali solo Boscolo e Salvatore. Adesso vediamo. Cagliari proprio per Scevola. All'indietro Boscolo verso Asperg, sì. Scevola adesso gioca in una posizione più avanzata e la difesa del Padova è con due centrali, due esterni, a 4 insomma praticamente.
Seguiamo adesso però proprio questa azione di Colacico, prova a metterla in mezzo, c'è una deviazione, quindi calcio d'angolo per il Padova, che sicuramente sta giocando meglio del Venezia in questi ultimi minuti. E adesso calcio d'angolo andrà a battere Salata, salgono tutte le torri, oltre a Scevola anche Boscolo e Salvatore. In area Nodim, Zulian chiama lo schema Salata, andrà con il destro, si muovono in mezzo i biancoscudati, troppo corto però il suo calcio d'angolo, recupera Barzon sulla tre quarti, è bravo a resistere a un avversario, il secondo però che è Mortati lo chiude in rimessa laterale, batte subito Barzon approfittando di una distrazione del Venezia. Salata entra in area ma viene fermato, poi ancora Barzon prova a metterla in mezzo ma è contrastato Cagliari, quindi Scevola difende il pallone, ancora Cagliari, deve andare indietro per Parmegian che prova il cross di prima intenzione, anticipato Barzon, poi recupera Nodim e ancora Barzon. Buon Padova in questo momento. Scevola largo per Colacico, di prima intenzione ancora per Barzon, un po' troppo lungo, infatti la palla termina fuori. E adesso questa rimessa dal fondo per il Venezia ci potrà anche far capire meglio come è disposta adesso la formazione biancoscudata, anche se il Venezia ha ripartito subito ma perde il pallone. Sì, è un Venezia un po' impreciso in questa seconda parte di primo tempo. Ed un Padova che adesso ha decisamente preso in mano l'iniziativa. Barzon prova a farla proseguire, poi la palla arriva a Cagliari, anche trattenuto, riesce però a tenere il pallone, qua rischia un pochino ma serve Colacico che avanza sulla destra, poi Nodim. Adesso Scevola, quindi Boscolo. Fa vedere Parmegian sulla sinistra, Boscolo però va da Barzon, poi Cagliari riesce a recuperare il pallone, ha un'indecisione però su cosa fare, decisione fatale visto che viene recuperato, la palla poi arriva tra i piedi di Camerlengo che ha già fatto ripartire i suoi. E si proprio a 4 adesso la difesa del Padova, che recupera ancora palla con Nodim, poi Salata prova ancora un dribbling ma perde il pallone. Venezia adesso cerca di ragionare con Pastorelli e poi Cicagna. Si ferma, va all'indietro Cicagna, ancora da Camerlengo, il Padova sta chiudendo bene tutti i varchi. Sembra quindi adesso una sorta di 4-4-2, diciamo, quello biancoscudato. Parmegian adesso viene saltato all'avversario, commette fallo e quindi calcio di punizione. Sembra giusta la decisione dell'arbitro. Calcio di punizione per il Venezia. Buona affluenza di pubblico questo pomeriggio alla Piani, saranno almeno 350-400 i tifosi presenti. Anche una bella giornata di sole. Calcio di punizione quindi per il Venezia con Mortati sul pallone come in precedenza, Mortati con il destro e Strecche con il sinistro. Va Mortati proprio con il destro direttamente tra le braccia di Asper, che quindi può ripartire il Padova. Il lancio lungo del portiere, una zona dove però c'è solo Tocchi, il difensore del Venezia. Poi c'è questa entrata di Colacico che si becca anche il cartellino giallo dall'arbitro. Attenzione che sembrava in un primo momento addirittura volesse estrarre il rosso. Sì, entrata in ritardo di Colacico, quindi è il primo ammonito di questa gara, quando siamo al 38esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Padova e Venezia. Partita che si mantiene sempre vivace, non sono tante le occasioni da gol, ma dopo un buon avvio del Venezia diciamo che il Padova ha preso in mano il pallino del gioco e
costruito anche delle occasioni interessanti, tra tutte quelle alla mezz'ora di Zulian. Calcio di punizione che ha qualche difficoltà a battere il Venezia, che adesso va in questo momento a cercare Piovesan, ma perde il pallone. Bravo Nodim a recuperarlo, anche a tenerlo, però poi lo perde in fallo laterale e quindi recupera il Venezia. Cardarelli tiene il pallone, poi subisce fallo e quindi calcio di punizione per il Venezia. Nodim ha qualcosa da dire a il signor Giandoso. Venezia ancora che riparte all'indietro. Padova si è messo bene in campo, sta chiudendo bene i varchi e anche sta riuscendo quando può a far vedere anche una buona manovra offensiva. Esce Asperg in presa, serve subito Barzona che ha spazio sulla sinistra, vediamo se lo prende, deve fermarsi, poi c'è su di lui il fallo di Cardarelli che era ripiegato in maniera molto generosa. Scevola, Salvatore, Nodim non riesce ad intervenire, poi Colacicco anticipato. Adesso ancora il Venezia a manovrare con Cicagna. Pastorelli, c'è largo, viene servito in questo momento Fiore, su di lui Barzon. Si centra Fiore ma non riesce a trovare Cardarelli, vediamo se il Padova riesce a rendere pericolosa questa ripartenza. C'è spazio, attenzione per Salata sulla sinistra, chiama il movimento Zulian, Salata però si accentra ma perde il pallone. Qualche mugugno del pubblico biancoscudato, ma Padova che ha subito recuperato la sfera. Asperg esce anche dalla sua area di rigore, va lungo con il destro, ampiamente in fuorigioco però Zulian che non interviene, sbaglia però il disimpegno della difesa del Venezia. Vediamo Salata ma non si intende con Barzona, qualche errore di troppo in questi ultimi minuti da parte dei giocatori biancoscudati che stanno un po' peccando in fase di ultimo passaggio, ed è un peccato perché sta giocando veramente bene la formazione di Barella. Si porta il pallone fuori a Piovesan, la rimessa laterale ancora per il Padova, salgono gli incitamenti per la formazione biancoscudata. Il pubblico sta apprezzando comunque quello che sta riuscendo a far vedere il Padova, che sebbene non abbia creato tantissime occasioni da gol, però si sta disimpegnando bene in questi ultimi minuti. Parmigiano e poi Cagliari. Boscolo allarga, rischia anche, subisce un duro colpo da parte di Cardarelli che viene giustamente ammonito. Qua si è sentito proprio fino in tribuna lo schiaffo di Cardarelli, qualcuno chiede addirittura il cartellino rosso. Cardarelli è arrivato in ritardo, ha mollato un colpo abbastanza duro, uno schiaffo a Boscolo, ed è stato giustamente ammonito. Dal punto di vista diciamo tecnico, un fallo simile a quello che ha commesso qualche minuto fa con la Cico, diciamo un'entrata in ritardo col pallone lontano, comunque giusto il cartellino giallo. Qua ci sono un po' di battibecchi in tribuna tra tifosi veneziani e tifosi padovani che chiedevano l'espulsione. Ci sembra comunque giusta la decisione dell'arbitro che ha scelto di ammonire Cardarelli. Ripartito il Venezia con Pastorelli. Fiore anticipato da Parmegian. La rimessa laterale per il Padova. 42esimo minuto, sempre 0-0 tra Padova e Venezia. Salata riesce ad approfittare di una indecisione tra i due difensori del Venezia, poi però Barzon perde il pallone, quindi può ripartire la formazione in maglia bianca. Molto bravo Parmegian ad anticipare con la punta del piede tagliapietra. Rimessa laterale adesso per Fiore, cercare proprio tagliapietra su di lui a Parmegian che difende molto bene la sfera, che termina fuori, quindi la rimessa laterale per la rimessa dal fondo per Asperg quando siamo giunti al 43esimo minuto, sempre 0-0 tra Padova e Venezia. Asperg probabilmente andrà a lungo cercare la testa di Zulian. Infatti è così, Zulian salta
riesce anche a colpirla ma non a servire Nodim. Poi Scevola combatte a centrocampo lungo il lancio di Strecchi, ancora Parmigiano, anche lui sta giocando un'ottima partita sulla sinistra. Cagliari cerca e trova Salata, anticipato bene da Pastorelli. Poi Strecchie, Cicagna avanza palla al piede, poi sventaglia lungo a cercare Tocchi, bravo, molto bravo Colacico a fermare l'avversario e a servire di testa Asperg. Cagliari poi per Scevola che ha spazio per avanzare, si allarga sulla destra, poi cerca di far proseguire lungo per Nodim, anticipato da Cicagna. E quindi adesso il Venezia con Serena si fa saltare Salvatore, quindi può distendersi la formazione lagunare, bravo a chiudere Boscolo, ma c'è calcio d'angolo per il Venezia. Attenzione, adesso fischia l'arbitro, forse ha qualcosa da dire, c'è un cambio, c'è una sostituzione, forse non ce la fa, forse Tocchi che deve uscire al 44esimo minuto. Al suo posto, se non andiamo errati, Santinone, bene sì. Quindi primo cambio della gara al 44esimo minuto, se effettuato in questo momento vuol dire che Tocchi non ce la faceva proprio, altrimenti la Turata avrebbe sicuramente aspettato l'intervallo. 44esimo minuto, quindi c'è l'ingresso in campo di Santinone al posto di Tocchi, prima sostituzione della gara. Calcio d'angolo già battuto dal Venezia, mette fuori la difesa del Padova, poi c'è questa conclusione ribattuta, ancora Venezia con Fiore di testa, non trova nessun compagno, può uscire Asperg, vediamo se il Padova avrà tempo per l'ultima azione del primo tempo. Bravo, intelligente Asperg, andare lungo per Barzon, attenzione Barzon che può controllare il pallone ma viene anticipato dall'ottimo recupero della difesa del Venezia, poi Fiore non riesce però a tenere la palla in campo, la butta anche fuori dallo stadio. E quindi rimessa laterale per il Padova, non abbiamo visto la segnalazione del recupero, eccola, un minuto di recupero, quindi scade in questo momento il 90esimo mentre ci prova Salata, palla va fuori, scusate, scade il 45esimo, quindi abbiamo visto la segnalazione di un minuto di recupero già iniziato. Quindi l'ultima azione potrebbe essere del Venezia che però perde la palla, ma Salata non ne approfitta. E quindi ancora Venezia, Colacico riesce a anticipare Mortati che era anche scivolato, poi Scevola tiene il pallone, avanza. Il servizio poi per Zuliano, non si intendono i due, resta un po' di stizza di Scevola. Padova che ha macinato gioco, soprattutto negli ultimi 25 minuti. Spesso ha peccato in fase di ultimo passaggio, è un peccato visto che comunque sta tenendo testa e probabilmente sta giocando anche meglio di una Venezia che come ricordiamo ha 13 punti in classifica in più dei biancoscudati. Sta per scadere intanto l'unico minuto di recupero assegnato all'arbitro che infatti adesso fischia alla fine del primo tempo allo stadio Appiani di Padova. È 0-0 tra Padova e Venezia Berretti. Noi ci risentiamo fra pochissimo per l'inizio del secondo tempo. Ripartite in questo momento le formazioni di Padova e Venezia, è il secondo tempo della sfida valevole per l'11ª giornata di ritorno del campionato Berretti, 0-0 il punteggio con il quale si è chiusa la prima frazione tra biancoscudati e lagunari, un primo tempo combattuto, vivace, anche se piuttosto avaro di occasioni da gol, si contano forse un'occasione per parte, la più clamorosa sicuramente quella biancoscudata al 30esimo con Zulian che ha calciato solo davanti al portiere, addosso proprio a Camerlengo in uscita. Un Padova che comunque è piaciuto per quanto ha fatto vedere, specialmente nella seconda parte di primo tempo. Venezia che era partito meglio, ma che poi ha avuto più di una difficoltà nel imbastire azioni pericolose. E adesso ancora il Venezia però a venire in avanti, c'è un fallo su Piovesane, quindi calcio di punizione per la formazione di Turato. Non ci pare ci siano stati cambi all'intervallo, quindi si riprende con gli stessi 11 che hanno chiuso il primo tempo. Venezia che ha effettuato un cambio proprio sul finire del primo tempo. Andiamo quindi al termine di questa azione a leggere quelle che sono le formazioni in campo, vediamo però
adesso questo attacco della Venezia, la palla però viene messa fuori perché è rimasto a terra un giocatore del Padova, probabilmente Zulian, e adesso entrano anche medico e massaggiatore. Leggiamo quindi quelle che sono le formazioni con il Padova che schiera Asperg in porta, poi in difesa Colacicco, Boscolo, Salvatore e Parmigiano, a centrocampo Scevola, Cagliari, Barzon e Nodim, poi davanti Salata e Zulian. Per il Venezia c'è Camerlengo in porta, poi in difesa Fiore, Pastorelli, Cicagna e Santinon che ha sostituito Tocchi al 44esimo del primo tempo, poi a centrocampo Mortati, Piovesan, Serena e Strecchie, davanti Tagliapietra e Cardarelli. Ancora il Venezia a cercare proprio Mortati, buona l'uscita di Asperg che blocca il pallone, serve Colacicco, c'è Nodim davanti a lui, ma Colacicco però lo colpisce sulla schiena, cercava di servire Salata, non è stato preciso, calcio di punizione adesso per il Venezia già battuto da Piovesan. Adesso manovra il Venezia ancora con Piovesan che si affida all'indietro, ha spazio per salire, Cicagna che serve proprio Santinon, fermato da Nodim. Messa laterale proprio per il Venezia con Santinon, poi cerca di proteggere palla Cardarelli, fa viaggiare Serena, chiuso però da Colacicco, poi deve andare in fallo laterale Boscolo e quindi ancora Venezia che rimane in avanti. Vediamo che anche in tribuna oltre a Serena c'è un altro ex allenatore della Primavera biancoscudata come Paolo Favaretto, un ex di entrambe le squadre perché ha allenato sia la Primavera biancoscudata che la prima squadra del Venezia proprio l'anno scorso. Adesso recupera molto bene palla Salvatore, serve Nodim, su di lui c'è il fallo di Santinon che è il terzo ammonito della partita, dopo Colacicco e Cardarelli, ammonito anche Santinon. Quarto minuto di gioco nel secondo tempo, sempre 0-0 tra Padova e Venezia. Speriamo che questo secondo tempo ci regali qualche gol, almeno qualche occasione da rete in più. Non è stato, come abbiamo detto in precedenza, un brutto primo tempo, è stato però un pochino povero di occasioni da gol. Parmigiano cerca Zulian che prova a intervenire, l'anticipo di testa di Cicagna che serve Camerlengo. Si riparte ancora da Cicagna, va verso Mortati, non riesce a chiuderlo Scevola, quindi Mortati taglia il campo, prova a far viaggiare Santinon, molto bravo Colacicco, poi Asperg lungo per Nodim, di testa vuole far proseguire Zulian, palla però esce in fallo laterale. Vedremo poi quali saranno le mosse che i due allenatori vorranno operare questo secondo tempo. Si scaldano tutti i componenti della panchina del Venezia, mentre per il Padova ci pare stia scaldando solo un giocatore che adesso da qui non riusciamo a riconoscere. Bravo Parmigian a fermare Fiore, rimessa laterale quindi per il Venezia. Ancora si combatte sul settore destro dell'attacco del Venezia. Parmigian di testa, poi Barzon prova a far viaggiare Zulian che subisce fallo, non per sì, lo fischia l'arbitro, sembrava avesse avuto un attimo un'esitazione, poi Scevola lo batte immediatamente, il pallone però non era assolutamente nel punto corretto di battuta, ha fatto bene l'arbitro a far ripetere la punizione. Adesso con più calma batterà Cagliari, probabilmente scodellerà in mezzo, anche se al centro dell'area c'è soltanto Zulian. No, si portano adesso anche Boscolo e Scevola, quindi andrà direttamente al centro dell'area di rigore e Cagliari, un po' corto però il suo pallone, recupera Barzon che però non è fortunato e quindi perde la sfera. Attenzione adesso a questo lancio lungo per far viaggiare Tagliapietra, in vantaggio però Parmigiano che riesce a guadagnare la rimessa laterale già
battuta verso Cagliari. E ancora adesso rimessa per il Padova, si fa vedere a Barzon. Parmegian però temporeggia un po'. Prova a smarcarsi anche Salata, adesso però è servito Barzon, poi Salata. Adesso Cagliari deve andare all'indietro per Asperg, si allarga Colacico. Viene servito adesso da Asperg, mette giù il terzino, poi Nodim viene fermato però e quindi recupera, attenzione Venezia, adesso c'è spazio per Serena, può allargare adesso per Tagliapietra che ha cercato di rimetterla in mezzo subito per Cardarelli, ma proprio come accade al Padova entrambe le squadre peccano un po' in fase di ultimo passaggio, quindi non riescono spesso nemmeno ad andare a tiro in porta. Lungolo, Boscolo verso Barzon, fermato, poi è bravo adesso Salvatore per Colacico, Nodim e Colacico scambiano bene sulla destra, poi interviene Salata che però viene fermato da Serena, recupera ancora il palla il Padova con Zulian che riesce ad allargarsi sulla destra, a guadagnare una rimessa laterale. Si prende anche gli applausi dei tifosi biancoscudati. Colacico indietro per Cagliari e poi Boscolo sventaglia verso Parmegian che prova ad andare di testa, riesce anche a tenere la palla in campo e guadagnare anche una buona rimessa laterale. Avanza quindi Padova con le mani Parmegian per Salata, poi Barzon però perde il pallone, il lancio lungo del Venezia, recupera la difesa biancoscudata, poi si porta la palla fuori Santinone, quindi la rimessa sarà per il Padova. Ancora qualche errore di troppo nel Venezia. Cagliari cercava probabilmente di favorire l'inserimento di Parmegian che però adesso arriva in ritardo e si becca anche lui il giallo, quarto ammonito della gara. Parmegian, 2 ammoniti per il Padova, 2 per il Venezia. Quando siamo giunti in questo momento al 9° minuto di gioco del secondo tempo, non si sblocca il risultato alla Piani, sempre 0-0 tra Padova e Venezia Berretti, in quello che, come abbiamo detto in fase di presentazione, è l'antipasto della gara tra le 2 prime squadre che andrà in scena lunedì sera allo Stadio Euganeo. Cardarelli deve ancora andare all'indietro dove c'è Cicagna, poi largo per Santinon, adesso si fa vedere, è buono il movimento di Piovesan, vicino a lui c'è Mortati, Piovesan però tiene palla ma la perde, c'è Nodim che si complica un pochino la vita e quindi anche lui si fa soffiare la sfera, poi Serena allarga sulla destra dove c'è Tagliapietra che va al cross sul secondo palo, nessun problema per Asperg che recupera il pallone, poi in qualche modo serve Nodim, ha spazio anche Nodim, vediamo se riesce ad accelerare sulla destra, supera la linea di metacampo, poi però deve andare all'indietro per Salata. Cagliari, si fa vedere Parmegian sulla sinistra, Cagliari però va verso Barzon che tiene il pallone, vediamo se inventa qualcosa, il numero 8 biancoscudato, va in mezzo per Zulian che si appoggia all'indietro per Salata, fermato, poi scevola in qualche modo, recupera la palla, poi però la trattiene, quindi è giusto il calcio di punizione accordato dal signor Giandoso. È un po' sempre lo stesso il copione della gara, 2 squadre che cercano di distendersi e attaccare, però sono piuttosto imprecise. Rimessa laterale adesso per il Venezia. Santinon fermato da Cagliari, ancora rimessa laterale. Mentre sembra che stia per arrivare il secondo cambio della gara per il Venezia, che ricordiamo ha già effettuato una sostituzione sul finire del primo tempo. Piovesan con il destro, da dimenticare la sua conclusione, si spegne ampiamente a lato della porta difesa da Asperg. Secondo cambio quindi quando siamo giunti all'11° minuto del secondo tempo per il Venezia, a lasciare il campo è Cardarelli, al suo posto
non vediamo bene qual è il numero, quindi esce il centravanti del Venezia all'11° minuto di questo secondo tempo. Vediamo chi è entrato al suo posto, il numero 18, Dordit. Cambia quindi qualcosa anche in attacco, Turato. Fuori Cardarelli, dentro Dordit, vediamo se riuscirà a dare qualcosa in più il numero 18 del Venezia. Buona comunque la prova di Cardarelli, che ha cercato di rendersi pericoloso e soprattutto è stato molto generoso nel cercare subito il pressing una volta che la sua squadra perdeva palla. Zulian, Barzon cerca di appoggiare per Nodim, poi ancora Barzone, adesso Boscolo. Può avanzare adesso Salata e servire proprio Nodim, che sbaglia però il controllo. E adesso calcio di punizione per il Venezia. Vediamo se ci sarà a breve qualche cambio anche nel Padova. Come ricordiamo è in panchina, oltre al secondo portiere Burigana, anche Zanon, Pertile, Pasquali, Ponciaduro e Telesi. Attenzione, adesso il Venezia può distendersi sulla destra, deve ripiegare in calcio d'angolo Scevola. Invece dopo 2 cambi effettuati la panchina del Venezia è rimasta con il secondo portiere Colonna, poi Leone, Fagiansecco e Catel. 13° minuto di questo secondo tempo, in avanti adesso il Venezia che può usufruire di questo calcio d'angolo. 4 giocatori in maglia bianca in area, il calcio d'angolo però è completamente sbagliato, non riesce però a recuperare palla il Padova, e quindi ancora il Venezia con Serena che allarga sulla destra. Attenzione adesso al Venezia che può venire avanti l'1 contro 1, poi Piovesan rimpallato e quindi con la Cico a spazzare con il destro, ma ancora il Venezia che adesso cerca di premere. Attenzione adesso a Piovesan che il trainare di rigore è fermato però da Parmegian, che riesce anche a guadagnare la rimessa al fondo. Nulla di fatto quindi per il Venezia, Venezia che avrebbe estremo bisogno di vincere per mantenere il 4° posto in classifica e quindi avere grandi chance per accedere alla fase finale del campionato Berretti. Primo cambio adesso anche per il Padova, esce Salata quando siamo al 14° minuto, al suo posto con il numero 18 Telesi, e quindi dal punto di vista tattico non dovrebbe cambiare molto per il Padova, con Telesi che andrà ad affiancare Zuliani in avanti. Discreta la prova di Salata, che si è fatto vedere molto, ha provato anche qualche giocata per cambiare la partita, si ricorda l'ottimo assist per Zulian, forse è stato un pochino impreciso, comunque sicuramente non da bocciare la sua prestazione. Vediamo cosa saprà fare Telesi, che adesso prova a cercare subito Barzon e guadagna comunque un calcio d'angolo. Telesi che, come ricordavamo in precedenza, è uno dei protagonisti dell'Under 17, primo in classifica nel proprio girone. E adesso ha l'opportunità di mettersi in mostra anche nel campionato Berretti. Telesi che ha già giocato soprattutto le partite iniziali in stagione con la Berretti, segnando, se non sbaglio, anche 2 gol. Calcio d'angolo per il Padova, c'è Barzon dalla bandierina, il pallone in mezzo, la mette fuori la difesa del Venezia. Parmegian, poi Cagliari perfeziona il disimpegno verso Asperg, che deve andare sulla destra, non riesce però a tenere il pallone in campo Barzon, quindi rimessa laterale per il Venezia. Santinon allarga sulla destra dove c'è Cicagna per Fiore, avanza, può andare alla traversone, eccolo che arriva, attenzione, Asperg riesce a tenere la palla proprio sulla linea di porta, e qua veramente rischiava il gollonzo il terzino del Venezia. Bravo Asperg a tenere lì la palla quando siamo giunti al 16° minuto di gioco del secondo tempo. Ancora Venezia in avanti, la rimessa laterale è per la formazione in maglia bianca.
recupera palla adesso il Padova, Barzon. Padova però che è molto raccolto dietro. Riesce però a distendersi, poi c'è il lancio lungo proprio per Barzon, che posizione regolare, attenzione, riesce a servire Telesi che poi prova a far proseguire per Colacico, è in vantaggio però Pastorelli, anche se il suo retropassaggio complica un po' la vita a Camerlengo, che è costretto a rifugiarsi in fallo laterale. Vediamo se il Padova riesce ad accelerare in questo secondo tempo. Telesi prova lo spunto personale sulla destra, riesce a tenere il pallone, che guadagnare un calcio d'angolo. Buono questo primo impatto sulla gara per Telesi. E Venezia che è partito meglio del Padova in questo secondo tempo, così come era stato poi nella prima frazione di gioco, in cui aveva condotto, diciamo, per il primo quarto d'ora. Poi però era uscito il Padova, che aveva fatto anche meglio della formazione lagunare. Ancora calcio d'angolo per il Padova, ancora Barzon dalla bandierina. L'arbitro però ha da dire qualcosa ai giocatori in area di rigore, richiama Pastorello e Boscolo, dice di stare attenti alle trattenute. Va Barzon dalla bandierina, il pallone sul secondo palo per Nodim, di testa, rete, e il Padova passa in vantaggio con Nodim al 18° minuto del secondo tempo. Calcio d'angolo di Barzon, Nodim di testa sul secondo palo, segna l'1-0 per il Padova ed esplode la Piani, tutti ad abbracciare il numero 11 biancoscudato, mentre i giocatori del Venezia protestano con l'abito, ma ci è parso assolutamente regolare il gol di Paul Nodim e quindi il Padova al 18° minuto è in vantaggio 1-0 contro il Venezia, e possiamo dire anche, per quanto visto in questa prima ora di gioco, forse anche un vantaggio meritato per il Padova, e quindi è Nodim a sbloccare il risultato. Adesso dovremo attendere la reazione del Venezia. Padova 1, Venezia 0. E quindi Padova in vantaggio. Abbiamo visto la gioia dei giocatori biancoscudati, che tengono molto, come dicevamo anche all'inizio, a riscattare il pesante 4-1 subito all'andata, ma rispetto alla gara d'andata è un Padova che è cresciuto tantissimo, lo dimostra sia i punti fatti che il gioco espresso dal Padova. Però vediamo la reazione del Venezia, subito il tiro e il pareggio, incredibile pareggio del Venezia immediato con Tagliapietra, e il vantaggio del Padova è durato praticamente 55 secondi. Subito all'azione successiva il Venezia ha pareggiato con Tagliapietra, quindi Padova 1, Venezia 1, e si è accesa tutto ad un tratto la partita. Al 19° minuto ha pareggiato Tagliapietra, c'è stata questa azione sulla sinistra, il cross con Tagliapietra che ha colpito in maniera non potente ma assolutamente precisa. Non ha potuto far nulla Asperger, quindi incredibile, 1-1 nel giro di nemmeno un minuto, e quindi resta la parità tra Padova e Venezia, mentre adesso c'è il secondo cambio per il Padova. È entrato con il numero 13 Zanon, che ci pare sia uscito Parmegiane, quindi al 19° minuto secondo cambio per il Padova. Incredibile, nemmeno il tempo per gioire per questo vantaggio del Padova, che è arrivato il pareggio del Venezia. È un copione che si ripete abbastanza spesso nelle partite della formazione biancoscudata. Comunque quantomeno la partita si è accesa, abbiamo potuto ammirare 2 gol, e vedremo adesso cosa dovranno fare le due squadre per provare a vincere. Cross adesso ancora dalla destra, direttamente fuori, parte del Venezia. Padova non ha avuto praticamente nemmeno il tempo di gestire il vantaggio, di assaporarlo neanche. Subito pronti via, e il Venezia ha trovato l'1-1, e quindi si riparte dalla parità. Vedremo se cambierà qualcosa adesso con l'ingresso di Zanon al posto di Parmegiani. Barzon lungo a cercare Zulian, colpo di testa verso Zanon, la rimessa laterale è forse del Venezia, se la contendono Zanon e Fiore, la rimessa laterale sì è del Venezia, che adesso riparte da dietro.
con Santinon, evita Nodim, poi il pallone per Piovesana, largo adesso dove c'è ancora Cicagna, Mortati, ancora Cicagna, Piovesan, poi c'è un'indecisione, non riesce a approfittarne Telesi, quindi ancora il Venezia con Santinon che avanza sulla sinistra. Prova il cross, attenzione, la palla è sporcata, diventa buona per il Venezia, poi non riesce a girarsi Dordit, qualche timida protesta per un fallo, ma l'arbitro fa proseguire. Poi Camerlengo, lungo, di testa Salvatore, la mette giù Barzon, che riesce a tenere il pallone con un fallo secondo l'arbitro, anzi più di qualche protesta dei sostenitori dell'Appiani, ma è già ripartito il Venezia. Sulla destra con Fiore che si dimentica il pallone ma poi lo recupera. Cicagna adesso dentro per Dordit che tiene il pallone, su di lui però due biancoscudati che lo fermano, poi Asperg lungo con il destro, salta, forse c'è un fallo su Zulian, sembrava anche abbastanza netto, non così per l'arbitro, che quindi fa proseguire Piovesano e poi Tagliapietra, l'autore del gol del pareggio del Venezia. Strecchie, Piovesano, poi è bravo Nodim a recuperare, Zulian è solo e fa proseguire Barzon che deve impegnarsi per recuperare il pallone, viene fermato in scivolata da Cicagna. La rimessa laterale dovrebbe essere per il Padova, ma c'è terzo e ultimo cambio per il Venezia che toglie Piovesan e inserisce con il numero 17 Catel, quindi esaurisce i cambi Turato al 24esimo minuto del secondo tempo. Fuori Piovesan e dentro Catel. Due invece cambi del Padova, con Barella che ha sostituito Parmegian con Zanon e Salata con Telesi. Ancora Venezia in avanti, cadono in due, il guardaline segnala un fallo, lascia un po' perplessi i giocatori e tifosi biancoscudati, ma così è, quindi calcio di punizione per il Venezia all'altezza praticamente del vertice destro dell'area di rigore. Ancora sempre in due sul pallone, Mortati e Strecchie, anzi non è Mortati che è in mezzo all'area di rigore. Calcio di punizione quindi per il Venezia, posizione abbastanza pericolosa per un cross in area di rigore. C'è anche libero Cicagna, il colpo di testa, il gol del Venezia che ribalta la situazione. Ha segnato Pastorelli sotto l'incrocio, l'ha messa di testa e quindi il Venezia ribalta tutto al 25esimo minuto del secondo tempo. Padova 1, Venezia 2, ha segnato di testa Pastorelli. E ancora una volta sfortunato il Padova, che dopo essere passato in vantaggio ha subito questo 1-2 del Venezia e quindi colpo di testa di Pastorelli. 2-1 per il Venezia, adesso dovrà reagire la formazione biancoscudata, assolutamente immeritato questo svantaggio, però vedremo come saprà reagire. Formazione di Barella, non c'è lungo per Zulian che non ci arriva di testa, la mette giù Telesi che supera bene un avversario, c'è libero sulla destra con la Cicco, Telesi prova a fare tutto da solo, però la spara contro un avversario, ha fatto anche una buona azione, forse però in questo caso doveva servire con la Cicco. Rimessa laterale comunque per il Padova, c'è Nodim che riceve, poi per Barzoni in mezzo a tre perde il pallone, attenzione che può andare in contropiede del Venezia con Tagliapietra, è bravo Salvatore in scivolata. Doccia fredda questa per il Padova che adesso ha 19 minuti più recupero
per provare quantomeno a trovare il pareggio. Attenzione a Tagliapietra che si accontenta del calcio d'angolo e quindi nuovo tiro dalla bandierina per il Venezia con Strecchie. Calcio d'angolo per il Venezia, andrà Mortati dalla bandierina, c'è Strecchie vicino a lui, vediamo se proveranno lo scambio. Così è, Strecchie con il sinistro, ribattuta il suo cross. Venezia che guadagna comunque una rimessa laterale, immaginiamo non abbia alcuna intenzione adesso di accelerare dopo aver trovato il gol del vantaggio. Segnalare anche un terreno di gioco che almeno dalla tribuna pare veramente in ottime condizioni, questo dell'Appiani, ideale per giocare a calcio. Nodim combatte e guadagna un calcio di punizione. C'è da dire anche, come ho detto proprio in fase di telecronaca diretta, ci è sembrato un pochino dubbio il calcio di punizione, da quale poi è scaturito il 2-1 del Venezia, però l'arbitro era sicuramente più vicino di noi e non si può recriminare. Turato ha da dire qualcosa ai suoi, che stanno conducendo per 2-1 in casa del Padova. Ancora Venezia adesso che si distende con Santinon in mezzo per Serena, va all'indietro dove c'è Strecchie, ancora Santinon, adesso prova a far girare palla al Venezia, attenzione però a questo retropassaggio molto generoso. Zulian a cercare il pressing, favorisce Barzon che la prova da 40 metri, incredibile, stava per segnare il gol dell'anno Barzon da 40 metri con il portiere fuori, anche più forse di 40 metri, e poi in qualche modo non si capisce come si è salvato il Venezia, e forse non è neanche calcio d'angolo perché il pallone ha rimbalzato e poi è andato fuori senza che nessuno del Venezia lo toccasse. Incredibile però quanto è successo al 29esimo minuto. Barzon ha sfiorato un 2-2 che sarebbe stato clamoroso, cioè per il modo in cui sarebbe arrivato da 40 metri, che poi per come ha tirato sembrava destinato forse nemmeno ad arrivare in porta. Il pallone invece veramente ha rischiato il gol dell'anno Barzon. Peccato davvero, perché avremmo assistito a un gran gol e il Padova avrebbe raccolto soprattutto quello che sarebbe stato un pareggio meritato. E invece si riparte adesso da una rimessa laterale per il Venezia. Lungo il lancio di Santinon direttamente tra le braccia di Asperg. Mezz'ora di gioco, il Padova deve recuperare lo svantaggio di 2-1 contro il Venezia. Barzon bene di prima per Cagliari che tiene il pallone e serve Scevola. Lunga la sventagliata a cercare Telesi, esce il portiere e di testa non ha problemi a servirlo Pastorelli, poi perde anche un pochino di tempo Camerlengo prima di recuperare la palla con le mani. Vedremo anche quale sarà l'ultima carta che si giocherà a Barella. 3 già i cambi invece effettuati da il suo collega veneziano Turato. Boscolo adesso anticipa Dordit, ma la rimessa laterale è per il Venezia. Non ha fretta la formazione in maglia bianca che rimette adesso. C'è Zanon su Dordit, riesce poi a recuperare palla al Padova con Barzon che subisce anche fallo, quindi calcio di punizione per il Padova. C'è Asperg sul punto di battuta, fa un po' rifiatare i suoi che adesso devono recuperare le energie per l'ultimo sforzo per cercare quantomeno il pareggio, un pareggio che sicuramente meriterebbe il Padova per quanto fatto vedere. Asperg però non è preciso il suo rinvio, attenzione adesso a Strieche che prova da 30 metri, palla molto alta e quindi si riparte con una rimessa dal fondo per il Padova. Eccolo però quello che è l'ultimo cambio del Padova,
siamo giunti al 32esimo minuto. Entra con il numero 16 Secco, scusate, Poncia, Secco al 16 del Venezia. Entra Poncia, esce Nodim, 32esimo minuto. Buona la prova di Nodim, impreziosita sicuramente dal gol, ma adesso se la vuole giocare con le 2 punte di peso mister Barella. Poncia è un centravanti classico che andrà ad affiancare Zuliano. Adesso vero e proprio 2 punte di peso più Telesi per il Padova. Vedremo anche come si disporranno in campo. E giustamente Barella prova il tutto per tutto. Zanon con le mani, che adesso si è spostato sulla destra, scevola, prova la percussione centrale, viene fermato da Catel, ma non c'è fallo per l'arbitro. Quindi adesso il Venezia può distendersi con questo cross verso Tagliapietra. Ancora Tagliapietra che tiene il pallone, poi va il cross sul secondo palo, esce Asperg, vediamo se fa ripartire subito i suoi, lancio lungo però abbastanza imprendibile per Zulian. E adesso Camerlengo con tutta calma serve Fiore, poi Serena, ha spazio anche per impostare. Sventagliata verso Tagliapietra, Zanon viene ingannato forse dal sole, non riesce a intervenire bene, attenzione a Tagliapietra che salta, scevola, poi va con il destro, il pallone termina non lontanissimo dal palo difeso da Asper, poi resta anche a terra Tagliapietra, ma si rialza. Da segnalare comunque anche questo tiro al 34esimo minuto del numero 11 veneziano, Tagliapietra, autore anche del gol del 2-1. Attenzione ancora al Venezia con Dordit, 1 contro 1 con Boscolo che lo ferma, la rimessa laterale del Venezia. È un Padova che è anche un pochino a corto di fiato, ha speso veramente tanto. Vedremo se sarà capace di produrre l'ultimo sforzo per cercare il pareggio. Attenzione però adesso il Venezia si allarga la maglia, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Venezia, purtroppo la trattenuta è stata ingenua e c'è anche l'ammonizione. E quindi il Venezia adesso può chiudere la gara. Il fallo ci sembra effettuato da Boscolo e quindi si mette anche le mani sul viso Boscolo. Il fallo purtroppo è netto e quando siamo al 35esimo minuto può andare a chiudere la gara il Venezia con il calcio di rigore che si appresta a battere Serena. Vedremo se Asperg riuscirà nel miracolo di tenere in partita il Padova. 35esimo minuto, parte Serena e Asperg para, ma poi la palla finisce dentro, che sfortuna. 3-1 del Venezia, l'aveva presa Asperg, poi la palla si è impennata ed è andata in gol e quindi Serena al 35esimo minuto segna il 3-1 per il Venezia, punizione un po' troppo severa per il Padova. Serena su rigore, 3-1. Qua è stato un po' ingenuo Boscolo commettere la trattenuta che ha dato il calcio di rigore al Venezia. E quindi adesso si fa veramente dura per il Padova che ha meno di 10 minuti più recupero per provare a recuperare 2 gol. Vediamo Telesi dentro a cercare proprio Poncia che combatte, lancio lungo del Venezia, Cagliari non è preciso nel servire scevola e quindi adesso il Venezia che va con Dordit, molto cinico il Venezia in questo secondo tempo. Dordit è fermato dallo stesso Boscolo che dà calcio d'angolo al Venezia. 3-1 per i lagunari, l'illusione del vantaggio del Padova, come abbiamo visto, è durata 50 secondi. Poi è arrivato il pareggio del Venezia, che ha trovato anche rapida successione il 2-1 e quindi 3-1. E adesso attenzione a questo calcio d'angolo per la formazione lagunare, il cross
mette fuori la difesa del Padova, ma è tutto solo Cicagna che può andare a quello che è un tiro in porta molto molto velleitario che finisce sugli spalti del Velodromo Monti. Rimessa dal fondo quindi per il Padova con Asperg, siamo al 37esimo minuto del secondo tempo, il Padova deve recuperare 2 gol al Venezia che sta conducendo per 3-1 allo Stadio Appiani. Tutte e 4 le reti segnate in un secondo tempo che si è rivelato sicuramente più vivace di una ripresa conclusa sullo 0-0. Barzon rischia tantissimo a servire con la Cico che è molto bravo a tenere il pallone in campo, anzi non lo tiene in campo, la palla è fuori. E il Padova che adesso rischia anche un pochino di mollare, anche perché pregustava la vittoria, poi comunque di tenere la partita sempre in equilibrio. Adesso il 3-1 è una mazzata pesante, che se basterebbe veramente un gol per riaccendere la sfida. Padova che è in campo anche un assetto tutto sommato offensivo, ma seguiamo ancora il Venezia con Dordit che la rimette in mezzo con il sinistro, taglia pietra di testa, poi la palla resta fuori, attenzione, recupera Scevola, vediamo se il Padova può andare in contropiede con Telesi che è veloce, sulla sua destra c'è Cagliari, Telesi prova a fare tutto da solo, poi serve Cagliari, attenzione che ha lo spazio per concludere, invece cerca in mezzo un passaggio per Zulian, fermato dalla difesa. Ancora il Padova con Barzon, prova il cross ancora per Telesi, poi Cagliari, una finta, tiene il pallone, non trova però nessun compagno, quindi deve ripartire da dietro dove c'è Salvatore, largo con le Cico, Salvatore prova sulla sinistra per Barzon che ha spazio per avanzare, vediamo se la metterà in mezzo, invece cerca Scevola che poi scodella questo pallone per Zuliano, un po' troppo lungo. Qua il Padova poteva forse imbastire in maniera un po' più ragionata questa azione, anche perché il Venezia non era andato in pressione, forse la fretta di andare subito a cercare la porta non ha permesso di costruire un'azione un po' più ragionata. Asperg esce subito, attenzione che adesso le squadre sono anche un pochino allungate, vediamo se il Padova riesce nell'ultimo sforzo per riaprire la partita, si incazza platealmente qua a Boscolo con i suoi compagni, un gesto di stizza un pochino plateale. La rimessa laterale adesso è per il Venezia. Lungo, Boscolo si fa superare dal pallone. Lo sta mettendo in difficoltà questo Dordit da quando è entrato. Adesso Strecchie cerca di ragionare il Venezia. Salvatore chiama i suoi compagni ad alzarsi. Il Venezia che ora vuole gestire il pallone. Santinon viene fermato senza fallo, attenzione che può ripartire il Padova con Scevola, cerca il lancio lungo verso Telesi che prova uno stop volante, poi Poncia si inserisce e guadagna quantomeno il calcio d'angolo. Vediamo, dai, una buona occasione per il Padova, litiga Poncia, ma Guardalini aveva dato il calcio d'angolo, forse però corretto all'arbitro, anzi no, è rimessa dal fondo, ci sembrava essere stato il calcio d'angolo inizialmente Guardalini, invece rimessa dal fondo, già battuta tra l'altro dal Venezia. Niente di fatto quindi per il Padova. Recupera palla Telesi e guadagna anche una rimessa laterale. Zanon prova ad affrettare la ripresa del gioco. Non si fa vedere però nessun bianco scudato, Zanon non sa a chi darla. Andrà probabilmente lungo, è così, verso Zulian che commette anche fallo, infatti l'arbitro lo fischia. 41esimo minuto, 3-1 per il Venezia allo Stadio Appiani contro il Padova. Il Padova che adesso appare anche un pochino sfiduciato. Venezia che manovra con il lancio lungo adesso di Camerlengo, il colpo di testa di Tagliapietra, poi Serena e adesso Fiore. Padova spezzato in due. Venezia però perde il pallone anche se lo recupera adesso Serena.
Fiore, e ancora un ottimo Dordit che se ne va ancora, entra in area di rigore, riesce a metterla in mezzo, c'è Zanon che però non riesce a servire Cagliari, e quindi Mortati entra in area, ne ha 2 contro, riesce a tenere il pallone, poi Zanon lo devia in calcio d'angolo, e quindi nuovo corner per il Venezia, 42esimo minuto del secondo tempo. Lagunari che stanno per conquistare una vittoria molto importante per la propria classifica. Per il Padova sarebbe la seconda sconfitta consecutiva dopo il 2-1 di Pordenone, nuovo calcio d'angolo adesso per il Venezia. L'ultima uscita alla Piani, invece il Padova è riuscito a portare a casa una vittoria importantissima e soprattutto in rimonta e sotto di un uomo contro il Mantova. Attenzione adesso ancora al Venezia, questo tiro cross di Dordit direttamente sul fondo. Vediamo se il Padova avrà le forze per gettarsi in avanti. Rinvio dal fondo di Asperg, tanto c'è un giocatore del Venezia a terra, sembra proprio Dordit, che da quando è entrato sicuramente è stata una spina nel fianco sulla destra, adesso è a terra, si capisce bene cosa abbia accusato e comunque probabilmente si allungherà il recupero. Come ricordiamo, questa è la terzultima giornata di stagione regolare, campionato Berretti. Il Padova che tornerà per l'ultima partita casalinga alla Piani sabato prossimo contro il Sassuolo, e poi chiuderà a Sant'Arcangelo sabato 22 aprile. Mentre il Venezia, dopo questo derby, giocherà in casa un altro derby con il Bassano per chiudere poi a San Benedetto del Tronto, una stagione che potrebbe portarla a disputare le finali nazionali. Classifica guida sempre in attesa poi degli risultati sugli altri campi. Fino ad oggi in classifica guida la Reggiana a 48 punti, secondo il Modena a 44, terzo Sassuolo a 40 e poi, come detto, Venezia a 39, Padova al momento decimo a quota 26. Ancora biancoscudati che adesso vengono in avanti, 44esimo minuto, ultimo giro di lancette, poi sarà recupero che potrebbe anche essere almeno 4-5 minuti, ci sono state un po' di interruzioni oltre a 5 cambi in questo secondo tempo. Scevola per Zuliana, ancora Scevola, Barzona, ci sono larghi Zanon e Telesi, servito proprio Zanon che va dentro per Cagliari, ancora Zanon, poi la fa sfilare intelligentemente a Barzon, anticipato però Scevola da un difensore del Venezia. Ancora Cagliari, non riesce a servire Barzon, poi cade a terra Strecchie che subisce fallo. Adesso ecco, saranno 4 i minuti di recupero, il minimo che potesse dare l'arbitro, perché 3 sono per i cambi e poi sì, dai, 4 ci stanno, potevano essere anche 5. In ogni caso, Padova ancora 4 minuti per provare quello che adesso sarebbe anche un miracolo, visto che sta perdendo 3-1. Scevola deve combattere contro Serena, i due capitani a confronto, alla meglio Scevola che fa viaggiare Boscolo, poi prova a servire Zuliana, ancora Boscolo che ha spazio, trova Barzon, potrebbe anche caricare il sinistro, ci prova, la palla però termina alta, niente di fatto, quindi annotiamo questo tiro di Barzon al 46esimo minuto del secondo tempo. Più o meno da quella posizione, anzi forse era un po' più indietro, Barzon aveva segnato la scorsa gara alla Piani un gol bellissimo. Purtroppo non si è ripetuto, ma perde palla, attenzione il Venezia, ottima questa opportunità per Poncia che però non riesce a girarsi con convinzione. Si lamenta anche forse per un fallo subito, resta anche a terra il numero 16 biancoscudato.
riprende subito gioco il Venezia con Serena. Peccato, Padova poteva riaprire le ostilità. Rimessa laterale adesso per il Venezia quando è già volato via 1 minuto e mezzo dei 4 di recupero concessi dal signor Giandoso. Venezia sempre in vantaggio 3-1, Telesi adesso anticipato di testa, non c'è fallo per l'arbitro, recupera Cagliari e lui sì che subisce il fallo, poi attenzione adesso, animi un po' nervosi, Cagliari spinge l'avversario, reo di aver buttato via il pallone dopo il fallo rischiato dall'arbitro. È stato Santino a buttare via il pallone, che ha rischiato anche parecchio visto che è stato ammonito. L'arbitro però non ha voluto estrarre un secondo cartellino giallo. Boscolo ha provato tutto da solo e perde ancora il pallone il Padova, è generoso, poi Zuliani riesce anche a recuperarlo senza fallo, attenzione, poi la mette in mezzo ma esce senza problemi Camerlengo. In questi ultimi minuti il Padova sta andando avanti, diciamo, un po' con la forza della disperazione. 3-1 è stata una mazzata pesante, forse anche meritata per il Padova, che non è riuscita, non ha avuto neanche il tempo di gestire il vantaggio che si era procurata con Nodim. Attenzione adesso a Telesi, riesce a servire Poncia ancora in mezzo, non si conclude qua il triangolo del Padova. Che peccato, perché questa era ancora una buona occasione, ma ancora manca in fase di ultimo passaggio la formazione biancoscudata. Niente da fare, quindi inizia adesso l'ultimo minuto di recupero tra Padova e Venezia, col Venezia che gestisce il pallone, squadre molto stanche. 3 attaccanti biancoscudati sono avanti, recupera palla scevola con un fallo secondo l'arbitro, quindi il Padova non riesce a guadagnarsi nemmeno quest'ultima opportunità, mentre resta a terra ci pare Strecchi, è colto da crampi, viene soccorso da Poncia e quindi così volato via, sono volati via anche 30 secondi di recupero. Vediamo se l'arbitro concederà un recupero supplementare, anche se comunque non dovrebbe servire al Padova, che purtroppo sta portando a casa una nuova sconfitta, forse anche immeritata per quanto fatto vedere in campo. Il Venezia però si è dimostrato sicuramente più cinico, ha fatto valere anche i punti di vantaggio e finisce adesso, l'arbitro non dà nessun recupero extra, finisce 3-1, il Venezia batte il Padova alla Piani e conferma il 4° posto in classifica. A decidere sono stati tutti i gol segnati nel secondo tempo, si era portato in vantaggio il Padova al 18° con Nodim, immediato il pareggio al 19° di Tagliapietra, poi al 25° il gol del 2-1 di Pastorelli del Venezia e poi la rete del 3-1 su rigore al 35° di Serena. Per noi è tutto, grazie a tutti quanti ci hanno seguito su Calcio Padova TV. Oltre alla partita integrale trasmetteremo comunque come sempre su questo canale gli highlights della partita della Berreti. Appuntamento alla settimana prossima, poi anche con gli highlights di Padova Sassuolo. Grazie a tutti.